pearly white, just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites. Buonasera, che piacere partire con questa vibrazione musicale che dà una scossa alla nostra domenica, che vedrà protagonista allo specchio l'argento vivo di una celebre cantante, attrice, potremmo dire all'americana showgirl. Intanto lei dalla Valle di Mugio si gode un successo enorme, pazzesco, vi do un dato: 50 milioni di dischi venduti, e si gode tra l'altro anche l'uscita in libreria di una recentissima pubblicazione che omaggia le donne, ed è un omaggio fatto da una donna straordinaria, ed è un libro che sfoglieremo insieme. E allora è davvero un piacere avere ospite allo specchio Rita Pavone. Buonasera. Buonasera Damiano, grazie. Non ce l'ha fatta, lei già stava canticchiando. Damiano, diamoci del tu. Ci diamo del tu, sono autorizzato? Autorizzato, Mi assolutamente. sforzerò. Allora Rita, non sei riuscita a star ferma, c'è già questa musica di Bobby Darin, Mac the Knife. Mac the Knife. Bobby Darin lo adoro, quando i miei ragazzi trovano le chicche che io non ho, è una gioia. È un artista che è iniziato come rock and roll, con il rock and roll, e poi è diventato diciamo il delfino di Sinatra, perché guadagnava come lui e poi ha fatto tutti i generi country, e in tutte le cose mi è sempre piaciuto, perché ho visto un grande talento nascosto. Grazie per questo omaggio. Sì, è un omaggio, tra l'altro è stata una sua scelta, perché lei anche ecumenicamente avrebbe potuto portare uno dei suoi numerosissimi lavori, invece dice: mi presento quasi con umiltà, rendendo un tributo alla lingua inglese, allo spettacolo americano, perché quando le sue coetanee ascoltavano Villa e Consolini, lei si faceva l'orecchio con Bobby Darin, che poi ha ripreso Ricky Nelson, Fats Domino, Jerry Lee Lewis. C'era tutto un mondo che la gente non conosceva. C'era solo un programma radiofonico alla domenica e si chiamava Le Voci d'America, e portava queste canzoni, e io alla domenica stavo lì a sentire perché c'erano tutti questi pezzi. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Tonina Torielli. Suo marito aveva un negozio a Torino che vendeva dischi e riusciva a importarne prima privatamente, li comprava probabilmente per conto suo, perché i dischi americani arrivavano da noi dopo 6-7 anni, quando già il successo era finito da un pezzo negli Stati Uniti, e io sentivo queste cose e dicevo: ma noi sentiamo tutti questi cantanti e invece guarda qui che vita, che perché movimento. Gli americani hanno quell'energia? Perché gli americani sono i migliori a fare cinema, musical, radio, TV. Cos'hanno questi americani di particolare? E lo chiedo a Rita Pavone, che in America c'è stata ed è stata un sacco di volte a fianco di Barbra Streisand, Beach Boys, Elvis Presley, e la lista è lunghissima. Allora, questi americani, lei che ha visto l'America, ma perché sono così forti? Perché c'è una preparazione alle spalle, grossa, una grossa preparazione. Non ti inventi le cose al momento. Loro ti dicono: si fa questo, tu lo imparerai a memoria, tu uscirai dalle orecchie, non guardi il gobbo. Invece purtroppo noi siamo obbligati ancora a guardare il gobbo, perché ti danno il pezzo ieri mattina e il giorno dopo non è detto proprio che tu te ne ricordi di questa canzone, delle frasi. Invece si arriva lì preparati, si arriva lì pronti per affrontare delle cose e farle bene. Allora è bellissimo, è un modo di lavorare che non abbiamo, che dovremmo imparare. Però umilmente dici Rita, scusami, sì, mi scatta il lei, insomma, è più forte di me di fronte a una straordinaria professionista, che è straordinaria professionista, però era una ragazzina piccolissima quando nel 62 si abbatte un ciclone sull'Italia. Siamo al Festival di Aricia, il Festival dei debuttanti. Degli sconosciuti. Togliamo la S e diventerai conosciuto. Ma lei, che veniva da una famiglia operaia della Fiat, non avrà avuto i mezzi per fare lezioni private, per prepararsi ad entrare in quel mondo. No, nel tuo caso era talento Damiano, puro. Io non conosco la musica, lo dico molto francamente, non conosco. Se mi chiedono in che tonalità canti, io devo chiedere al maestro. Ho un buon orecchio. Questo orecchio mi è servito tantissimo, perché sono riuscita a fare cose che non avrei mai immaginato. Da bambina io amavo i film americani, mi piaceva il primo film che mi colpì
colpì fu quello di quell'attore che si vestiva, si struccava di bianco, però era nero, e cantava Al Jolson, Sì. cantante pazzo. Swanee, I love you, my dear old Swanee. E io rimasi colpita da... Era il primo film sonoro, lo vidi molto tempo dopo, era uscito il sonoro da molto tempo, però io rimasi colpita dalla capacità di quest'uomo, delle movenze, come aveva il modo di muoversi, che tutti invece erano fermi davanti, castigati davanti al microfono, tutti fermi lì, e questo invece si muoveva, faceva delle cose, e rimasi colpita. Ho capito che mi sarebbe piaciuto cantare. Tutti dicevano che cantavo bene, mi mettevano su una tavola e dai, canta. Ci mettevo molto a salire, poi non ci mettevo molto anche a scendere, però, perché mi piaceva troppo. Ma quindi nella casa, nella famiglia operaia, operaia. 4 figli, unica femmina, papà operaio della Fiat, la mamma casalinga, diciamo che le condizioni di partenza non erano proprio di privilegio per affrontare quel mondo, e forse Rita Pavone sarebbe stata destinata ad una vita da camiciaia. Sarebbe stata destinata ad essere 1,53 m, perché il mio letto stava davanti al bagno e alle spalle avevo la porta d'uscita di Quindi casa. in corridoio? Sì, in corridoio. Avevo un lettino che conservo, perché mi piace tanto. Mi ricordi gli inizi, è sempre bello ricordare le origini. E allora praticamente quel lettino lì che io conservo non mi permetteva di crescere, perché lì dovevo stare. No, io la mia adolescenza, la mia infanzia e adolescenza li ricordo con grande affetto. Eravamo una famiglia povera ma dignitosa. E poi il Giovanni Agnelli decise di dare a quelli che avevano dei problemi, una grande famiglia. Qualche volta eravamo 7 in casa, in 2 stanze, e quando veniva la mia nonna Filomena, nonna materna, a trovarci, e automaticamente, chiaro, eravamo tutti stretti. Però c'era un bel afflato tra di noi, una bella cosa. Cosa significava sognare in quella casa? Era difficile sognare, però io ho sempre avuto una grande immaginazione e quella mi ha aiutato tantissimo. Un giorno papà viene e dice: noi abbiamo tutti i requisiti per avere una casa popolare Fiat. E andammo in questa casa, e per noi fu come andare a Beverly Hills, perché questa casa era enorme, corridoio lunghissimo, la cucina enorme, che noi avevamo un cucinino ino, sembrava uno sgabuzzino da scope. E poi c'era 2 camere da letto, 2 lunghi balconi. Noi siamo rimasti, a me sembrava proprio di vivere una realtà che non era la nostra, no? Io ho sempre ringraziato Giovanni Agnelli, tutti ne diranno del male possibile, io non posso dirne che del bene possibile, perché ci ha cambiato la vita. E lì ho conosciuto molte ragazzine, e il maschiaccio che c'era in me ha perduto quel maschiaccio, ma io dovevo in qualche maniera divertirmi anch'io. Siccome avevo 3 fratelli, i loro amici erano tutti maschi, se volevo giocare e non essere emarginata dovevo giocare i giochi loro, che non era esattamente il salto della corda, capito? Certo. Ma era pallonate grosse. E allora niente, io lì ho trovato amicizia, e lì ho trovato che mi piaceva cantare, mi piaceva sentire la musica, mi piacevano queste musiche che venivano dall'America, e mi piaceva imitare questi cantanti. Il lingotto quindi sembrava Las Vegas. Ma chi proviene da una condizione di partenza non proprio privilegiata, poi è vero che ha più fame di emergere, cioè con quale grinta tu andavi sotto i primi riflettori, per esempio dello Studio 1, padrona di casa Mina, le gemelle Kessler, e poi Gianni Morandi, e poi Stasera Rita, il programma in duetto con Aldo Fabrizi, cioè... Perché io ho fatto un'intervista una volta, racconto questo piccolo episodio, a Harvey Keitel, un grande attore americano, che diceva: si può uscire dal ghetto, ma il ghetto non uscirà mai da te. Esatto. Cioè tu hai sempre avuto nel cuore quel lettino che... Quel lettino l'ho portato addirittura a casa, e anche la radio grande che sentivo queste canzoni dall'America l'ho portato a casa, perché secondo me sono fondamentali, sono le mie radici. Poi Rita è diventata Rita. Io dico sempre che c'è un dualismo in me. C'è Rita, che è una donna molto tranquilla, si occupa del giardino, strappa le erbacce, fa queste cose. Poi c'è la Pavone, quella è sfrontata, quella è un'altra cosa. Quella va al palcoscenico, si diverte, parla, racconta. Sono 2 entità che vivono però bene insieme e riescono a fondersi.
E questo fatto di ricordarsi le cose che tu hai avuto nel passato, la fatica, ho fatto la camiciaia, lavoravo in una camiceria, ho finito le scuole dell'obbligo, mi hanno mandato a lavorare perché la pagnotta contava molto di più di imparare a suonare il pianoforte. E allora niente, io lavoravo e credo di aver inventato lo step, perché siccome ero piccola, il bancone era alto, mi mettevano una asticella, io salivo, stiravo, scendevo, spostavo, salivo, ho inventato lo step. E questa camicia l'hai stirata tu? Questa camicia non si stira, si la appende cosa. così. Si appende Si così. appende e si asciuga da sola. Però stiro camicie, i miei ragazzi, quando sono via, dicono sempre alla donna: no, lasci le camicie a mia madre, ci pensa lei. E coi primi soldi, Rita, che cosa Che hai ho fatto? fatto? Ti ricordi la prima volta che hai barattato il tuo talento con del denaro? Allora, i primi soldi li ho guadagnati lavorando a Milano. Aveva fatto il direttore d'orchestra molto noto, adesso mi sfugge il nome, i nomi per me sono una cosa, sono la mia tragedia. Comunque lui aveva formato a Milano questo grande spettacolo, un po' come le Olimpiadi di Parigi, e io feci la mia prima cosa importante nel pubblico vero, ecco, la mia prima cosa importante, dove guadagnavo qualche soldino, soltanto che dopo 2 serate che io lavoravo lì, qualcuno ha perduto un reggiseno durante il ballo. Chiudono tutto, viene la polizia, tutte queste cose, e uno dice: ma tutto questo è successo dopo che ha cantato quella ragazzina. Ragazzina ci doveva avere almeno 18 anni e io ne avevo 16. E loro mi hanno detto: ci dispiace, se no ci chiudono il locale. E io sono andata via con grande rimorso, con grande cosa, con grande rabbia, col fatto che mio padre dovesse farmi invecchiare nelle fotografie, perché quando io arrivavo questi dicevano: ma questa è la cantante? Eppure. Che mancava che mi guardassero i denti come i cavalli. Ecco. E allora mio padre diceva: guardi, lei è libero di non prenderla, però l'ascolti prima. Prima l'ascolti. Bisogna prima. E io puntualmente facevo il contratto. Perché è una singolarità, Rita Pavone, va detto, si è affacciata in Italia, sì, da Riccia, però anche per esempio con Gian Burrasca, Lina Wertmüller, 64, e in un periodo in cui si aveva l'immaginario collettivo delle maggiorate, la Lollobrigida, Sofia Loren. Invece spunta questo esserino minuto, ma così pieno di energia, un po' androgeno, che giocava il ruolo di un bambino. Era ovviamente il racconto di Vamba, che era di inizio Novecento, poi la Lina Wertmüller ne ha fatto un adattamento televisivo, sceneggiato televisivo, e ha preso Rita Pavone per interpretare questo ruolo maschile, che era un ruolo quasi eversivo contro il mondo degli adulti. Ma tu eri conscia di allora, avere questo ruolo? io ho avuto un piccolo shock quando lei mi disse: ti do questo libro perché vorrei fare un lavoro meraviglioso, abbiamo degli attori grandissimi. E io, quando lessi che era un maschietto, io ho detto: ma allora, io già avevo problemi, il fatto che mia madre diceva: sì, ma lei c'ha tutto dentro. Sì, ma qualche volta venga anche fuori. Allora io avevo già questo problemino. Però non mi sono mai rammaricata troppo, perché i ragazzini mi facevano la corte e dicevano: Rita, non hai canoni fisici di quelli che vanno oggi, Rita non sarà bellissima, ma c'ha qualcosa. E questo qualcosa è sempre stata la mia formula vincente. E niente, quando ho letto questa cosa ho detto: no Lina, io già ho dei problemini, non ti preoccupare, poi ti farò diventare bellissima. E mi disse: un'attrice deve sapere fare di tutto, Rita. Katharine Hepburn fece Il diavolo è femmina, faceva il ruolo di un ragazzo di 18 anni. Tu devi imparare, vuoi fare l'attrice? Devi essere un maschietto. Devi essere, io dico: ma io non voglio venire fuori come Paolo Poli, un travesti, io voglio diventare veramente allora un maschietto. E allora mi sono studiata i miei 3 fratelli, gambe larghe, si grattano continuamente, e questa è stata veramente la mia regia. Poi ho avuto la Wertmüller, ma io mi sono buttata sui miei fratelli, li ho studiati minuziosamente, e quando eravamo tutti insieme con i maschietti non si capiva che io non ero maschietto, ma le ragazzine si innamoravano di me, poi ci rimanevano male.
Come una femmina a 19 anni. Si sparigliavano già le carte, tra l'altro si è occupato anche del caso Rita Pavone proprio Umberto Eco, Sì, cioè sì. se si muove il semiologo che ha scritto in Apocalittici e Integrati, che studiava allora i fenomeni di massa, di Rita Pavone, se non sbaglio, disse è la prima diva, né donna alla Mina per intenderci, Sì. né bambina, che È una Lolita che strana. è una Lolita strana, quindi l'evocazione di Viene Nabokov. avanti, mi ricordo la frase, viene avanti che parrebbe che Da un mangi un gelato. gelato e invece ti parla di appassionate parole d'amore. È stata una cosa bellissima quella, è stato Perché lì ti sei riappropriata della tua femminilità, della tua identità Ma io lo femminile. sapevo io sapevo anche che avrei sposato un uomo più grande di me, perché io ero innamorata di William Holden, ero innamorata di Kirk Douglas, cioè tutte persone che erano più grandi di me, cioè il ragazzino non mi dava quella sicurezza, mentre invece questi personaggi, William Holden proprio una cotta di quelli feroci, erano per me i personaggi che mi davano una... Io troverò qualcuno che mi piacerà da morire così, deve essere così. Tra l'altro c'era un'intervista, mi è venuta in mente adesso, un'intervista molto simpatica del 1966, quindi 2 anni dopo la pubblicazione di Umberto Eco di pagine dedicate a Rita Pavone, in cui Rita Pavone, tu a Radio Corriere TV dici comunque non sarò mai una vamp perché vado alla Rinascente a comprare i vestiti nel reparto bambini. Ancora sì, Te la è ricordi? vero, ma ancora adesso delle volte vado a cercare le scarpe, io ho 35 e ho il collo del piede alto, molto da ballerina, anche se non lo sono, ma vado a comprare, delle volte ci trovo delle scarpe molto carine, magari basse, nel reparto bambini, perché il piede è piccolo e non posso, sono alta 1,53 m e mezzo, ci tengo quel mezzo. Ecco, tengo 53 e mezzo, sì. Però vedo che molte attrici o cantanti americane... Rita, siamo davanti ad uno specchio, perché tu i riflettori li conosci e come. Lo specchio rimanda sempre un'immagine di noi. Tu sei una donna, anche su base a quello che abbiamo detto fino ad ora, che tendenzialmente si piace, si è sempre piaciuta. Che rapporto hai con lo specchio? Ma io per esempio adesso so benissimo che fra pochi mesi ne avrò 80, però vedi per esempio lì sembro già un'altra cosa. No, io credo di avere una femminilità, una grande sensualità anche, che è la cosa che forse c'ha qualcosa, ecco. Non so, guardandomi, passando davanti allo specchio, ne avrò 80, se non mi guardo allo specchio, io me ne sento 30, 34 al massimo, perché c'ho dentro un'energia strana che mi appartiene e faccio cose che un'altra della mia età non fa più da tempo. E questa è una cosa che è meravigliosa per me. Il giorno che mi mancherà, che scomparirà, perché arriverà quel giorno, mi sentirò una mancanza di una parte di me. È strano doversi dire, ma c'è una parte di me che è sempre come come questo libro, ho alzato l'asticella. Questa persona come la Vermüller mi ha detto, io credo in te, tu lo farai benissimo. E lei mi ha detto, Elisabetta Sgarbi, io credo in te e tu lo farai benissimo, scriverai delle cose meravigliose. Io non posso deludere qualcuno che crede in me in maniera così. Così quando ho fatto la 12ª notte e Branciaroli mi chiese di fare l'ora di Maria, io dissi, ma non è che ti stai sbagliando personaggio? Lo farai benissimo. Io per non deludere gli altri, io faccio delle cose che poi mi rendono più giovane interiormente, come se io acquistassi, facendo delle cose difficili, recupero degli anni che ho vissuto e me li ritrovo indietro. E questo lo trovo una cosa splendida. Adesso arriveremo a questo libro e ne parleremo e come, anche perché abbiamo promesso che lo sfoglieremo insieme. Però questa tua energia è mai stata strumentalizzata da un sistema? Perché sempre alcuni filosofi, ho letto un filosofo che dice Rita Pavone è servita all'Italia per disegnare una nuova comunità di giovani che hanno bisogno di identificarsi con nuovi linguaggi, con nuove mode, e quindi Rita Pavone è la grande leva per muovere l'Italia industriale, l'industria del tempo libero e sì, è un po' di una nuova cultura. Tu ti sei mai sentita
utilizzate e strumentalizzate in un gioco a volte più grande di te. No, qualcuno ci ha provato. Perché col Gegege oppure con Plin o con Palla Pallina si influenzavano le nuove generazioni. Sì, anche magari in forma negativa, Palla Pallina, il Plip, queste cose qua. Io ho dovuto a un certo punto dire alla RCA: guardate che avete sbagliato, io voglio crescere come artista, non crescere in altezza, ma come artista voglio fare altre cose. Mi permettete di fare altre cose, se no lo farò diversamente. Grazie a Dio avevo Teddy Reno alle mie spalle che aveva l'ultima parola, e se no io non avrei mai cantato Cuore. Quella che è il brano che mi identifica, non me l'avrebbero permesso di fare perché ti giochi i ragazzini, diventi troppo adulta, ma non me ne importa niente. Io ho la mia età e voglio dimostrare quello che so fare. Ed è stata la prima grave rottura. Poi il disco è diventato un successo, è stato 15 settimane primo in classifica, senza contare tutte quelle altre quando è salito in classifica. E secondo me è stato... Io qualche volta ho detto di no, e l'ho detto spesso no. No, questo non mi piace, ma è un pezzo di successo, sì, ma non per me, lo sarà per un altro. Ho dovuto lottare, qualcuno ci ha approfittato qualche volta, purtroppo soprattutto all'inizio non puoi fare diversamente. Ma io quello che dico sempre ai ragazzi di oggi, quando vedo dei duetti meravigliosi a Sanremo e dico ma una canta così e poi fa la canzoncina stupidina tutta l'estate, bisogna aiutare gli artisti a crescere. Abbiamo parlato, adesso sentiamo cantare Rita Pavone, andando indietro di qualche anno, Ed Sullivan Show, e anche abbiamo citato, penso, il Plin, vediamo. Vediamo. Ragazzi, guardate, non è difficile. Ma che cosa? Il Plin? Difficile non è. Difficile non è. Su, prova insieme a me. Tocca al pollice con il mignolo di quell'altra mano tua. Poi col mignolo l'altro pollice e continua a fare così. Con un tacco tocca l'altra punta della scarpa, poi riporta l'altra punta all'altro tacco ritoccare. E fallo 10 volte da sinistra adesso a destra, che al punto di partenza arriva primo vincerà. Dai! Difficile non è. Difficile non è. Su, prova insieme a me. You walked right by me, like you never knew me. You didn't even nod your head. You just walked out with her instead. Remember me. Remember me. Remember me. Remember me. I'm the girl you used to hold. Now I'm the girl out in the cold. When I saw her by your side, I felt like I was about to die. Remember me. Remember Me. Remember me, sì. La figlia di un operaio della Fiat all'Ed Sullivan Show davanti milioni di spettatori. Poi quella ragazzina è diventata la donna che in libreria ha scritto questo Gemma e le altre, donne ferme, donne che camminano, che è un libro voluto appunto da Elisabetta Sgarbi, su proposta di Elisabetta Sgarbi, che è la fondatrice della Nave di Teseo, proprio con Umberto Eco, tra l'altro, che si rifà ad un concept album, il primo forse interamente scritto e prodotto da Rita Pavone, un album dell'89, Gemma e le altre, in cui si raccontava l'universo femminile, che qui viene ripreso, e anche in anticipo sui tempi degli amori allora magari inconfessabili, amori fra donne, per esempio il caso del candore di Gemma, che ha difficoltà a raccontare la sua identità. Ci sono le donne ferme, che sono quelle sottomesse agli uomini, che non amano più la loro vita, ci sono le donne che camminano, che sono quelle felice che tu abbia letto che questo ama libro. Rita Pavone, perché a distanza comunque di 35 anni uscire 36 quasi. quasi 36 anni
riportare il tema delle donne in Allora, libreria? niente, è iniziato così. Questo disco è uscito nel 1989 e io avevo avuto questa idea di fare un viaggio nel mondo femminile. È tutto nato da una riunione di donne di diverse età, forse con un bicchierino di troppo hanno aperto la loro anima. E io ho ascoltato in silenzio ho avvertito queste crepe nell'anima di queste donne e ho deciso di fare un disco. Mi mancava il tema trainante. Il tema trainante l'ho avuto che era Gemma, perché ho visto un film di William Wyler. Io credevo fosse un film degli anni 50, invece era un film del 61, ma era in bianco e nero, dove il cast mi interessava, Audrey Hepburn e Shirley MacLaine. Praticamente due insegnanti che prendono un grande istituto, hanno tutte ragazze da bene che vengono in questo istituto, che è una forma di collegio. Una di queste ragazze ha una nonna molto importante che vive nella città, che detta un po' legge, e siccome viene punita per qualcosa che non doveva fare, lei va dalla nonna a dire, inventarsi una calunnia, che tra le due donne c'è una storia d'amore. Questa cosa in quegli anni era inconcepibile, inammissibile. E allora pian piano questa voce comincia a circolare e tutte le madri, tutte le famiglie portano via le loro figlie. E queste due donne rimangono sole. Audrey, io non mi ricordo esattamente tutto il testo, ma fu un film che mi colpì profondamente perché io piansi come una bambina. Praticamente lei gli dice sì, quella ragazza ha mentito, ma non del tutto, perché ha detto una cosa. Ma cosa ha detto? Perché io ti amo da una vita, io ti ho sempre amato, tu per me sei sempre... L'altra, Audrey Hepburn, rimane così, allora comincia a collegare, ogni volta che veniva il suo ragazzo, lei si dava, o usciva o trovava delle scuse oppure era decisamente insopportabile e collega tutte queste cose. Ma perché non me l'hai mai detto? Perché tu non avresti mai capito, perché per te sarebbe stato pesante portare questa situazione, perché tu non mi avresti più sorriso nel modo in cui mi sorridi. E lei rimane sconvolta, ma tu hai sofferto così, noi potevamo, scusami, io ho bisogno di prendere una boccata d'aria. Scende, si salutano e vengo subito, scende sulla battigia dell'oceano, c'è questo oceano che prima era pieno di rumori, di questi ragazzini che urlavano, giocavano, no? C'è un silenzio tremendo, nient'altro che le onde dell'oceano che sbattono contro gli scogli. E si guardano, lei lo guarda, lei guarda Audrey Hepburn, Shirley MacLaine fa un saluto, Audrey la saluta e poi Shirley MacLaine si impicca. Io quando c'è questa fine così drammatica mi sono chiesta, ma uno può morire perché ama qualcuno che non potrebbe amare o non dovrebbe amare? Chi l'ha deciso? Anche Rita Pavone ha avuto un amore avversato, tanto in famiglia il papà era contro al matrimonio che poi si è fatto grazie all'arciprete direttore della Cortella, Caritas, non gliene sarò mai abbastanza grata. Esatto, però c'è stata anche la versione di un intero paese che non vedeva bene il matrimonio fra una donna e un uomo di 19 anni più grande, già sposato con un figlio. Quanto ti ha offeso questo ostracismo? Ti ha offeso di più l'ostracismo del papà oppure della nazione che ti aveva prima esaltata? Ma della nazione, io sono sempre stata una che accetta la vita così com'è. Del papà perché lui non aveva capito niente. Quello che mia madre mi disse che io ho mantenuto era la promessa di arrivare casta al matrimonio e io ci sono arrivata con grande difficoltà perché i miei ormoni lavoravano tranquillamente, però siamo stati bravi tutti e due. Quando ci si baciava un po' troppo poi ci si lasciava, questa era la cosa bella. Lui si è dato molto da fare perché il matrimonio era un matrimonio fatto per procura in Messico, pertanto all'ambasciata messicana, e lui andò in Messico, ottenne il divorzio che valeva per tutto il mondo tranne che per l'Italia, che il divorzio arrivò nel 71. Allora noi ci giocammo, parlammo con Monsignor Cartella, per quello io porto questa persona nel mio cuore perché mi disse: se i laici
Noi aspettiamo dai laici che facciano il matrimonio civile e poi si sposino anche religiosamente e noi ci fidiamo, per una volta dovranno fidarsi loro che lei si sposi religiosamente e dopo civilmente, cosa che abbiamo fatto. E io, soprattutto papà. Poi papà se n'è accorto molto dopo, un giorno ci ha detto, è venuto a trovarci qui a Latte Caldo, mi piace ancora chiamarla così questa località, e lui disse: mi sa che con voi ho toppato alla grande. Dico, papà, ormai avevo già 2 figli, però papà fino all'ultimo non credeva in questo matrimonio, credeva mi sta rubando la mia bambina. Io non ero bambina, ero una donna che aveva un corpicino da bambina, ma la testa di una donna di quell'età, dell'età che possedeva. E questo è stato più dura da accettarsi. Il pubblico, devo dire, sì, andavano a chiamare gli artisti in giro. Cosa ne pensa di questo matrimonio? è proprio così. E qua tutti dicevano delle cattiverie orrende, e uno disse che durerà lo spazio di una canzone. L'unica persona a cui io devo dire grazie e che mi sta nel cuore è Patti Bravo, che disse: ma saranno fare loro? L'ho adorata perché è l'unica che non ha detto niente, ha capito, ognuno fa la propria vita. Per gli altri tutti sempre a dire cose cattive, e poi dopo pochi di loro mi hanno detto: scusami, io credevo fosse un'altra cosa. La maggior parte ha ignorato, come si fa in molte cose in Italia e altrove, dove si ignorano delle cose che sono ben chiare, ma però poi si passa, non si ha il coraggio di dire: oh, ho sbagliato. Sarebbe bello ogni tanto sentirselo dire. Esatto, e quindi tu hai difeso il tuo amore, che tra l'altro ha dato 2 figli, matrimonio 68, c'era anche materiali d'archivio dove vediamo che c'è chi a calcio. Blasa che mi disse: ma vi siete sposati? Io mi ero appena confessato, non potevo dire una bugia, ho detto: posso dirle che è una bella giornata? Così, esatto. Sì, e Teddy Reno, Ferruccio, il tuo Ferruccio, del 26, mi risulta che il tempo è matematica, l'anno prossimo no, l'estate prossima ne fa 99. 99 sarà 100, nel 2026 sarà 100. Lui dice che ci arriverà, li supererà pure. Potrebbe anche darsi, perché c'ha una tale energia. Poi hai paura che il tempo passi? Il tempo per me è importante, chiaro, passa, ma se passa come... L'altro giorno incontro un ragazzino che aveva 12 anni, mi si avvicina e fa: Rita, ti posso dare un bacio? Sono un tuo grande ammiratore. Io ho guardato la mamma e ho detto: oh, ma allora c'ho un futuro io davanti, se c'è un ammiratore di 11 anni. No, accetteremo la vita. Io lascerò quando mi renderò conto che non ho più niente da dare, che non ho più dentro di me quell'energia, quella voglia di fare, quella voglia di reinventarmi costantemente. E la mia grande forza credo che sia stata il motore di tutta la mia vita, in tutte le mie cose. E poi ho 2 ragazzi miei, Alex e Giorgio, sono i miei 2 angeli custodi. Uno si occupa della parte tecnica digitale, perché io non conosco niente, sono una boomer. L'altro mi dà dei momenti approfitta di questo può essere interessante. È bello avere 2 persone forti alle spalle. E sono molto orgogliosa della mia vita, devo dirti la verità, Damiano, non potevo pretendere altro. Da una ragazzina che nasce in una casa dove tutto è grigio, tutto quello che vedi, anche nel libro scrivo: sa di frutta fresca la mia infanzia, di prati verdi, di giochi di danza, di case grigie di periferia dove l'alba e il tramonto sono sulla stessa via. Ti alzavi il mattino, era buio, alla sera era buio, il pomeriggio era buio. E aver trovato una luce così luminosa è una cosa veramente molto bella. Rita Pavone, grazie di cuore. Grazie Damiano per questa intervista, mi ha fatto molto piacere. Grazie. Grazie anche a voi, ci rivediamo la settimana prossima con un'altra edizione dello Specchio. Buona serata.